Premesso che le sentenze ovviamente vanno sempre rispettate, però è davvero una vicenda molto complessa. Il TAR del Veneto si è espresso dopo il ricorso presentato dal Comune di Milano contro Regione, ANAS e gli altri enti firmatari dei 3 accordi di programma in tema di Passante di Mestre. Ma secondo il primo cittadino di Milano, una sentenza troppo semplicistica, anche se lascia comunque uno spiraglio di azione per arrivare ad ottenere ciò che spetta da tempo in termini di soldi e opere. La sentenza in realtà non è favorevole perché non accoglie il tipo di provvedimento richiesto, cioè l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare, ritenendo che negli accordi non c'è un dettaglio adeguato, progettuale, che quindi gli enti che li hanno firmati avrebbero dovuto farlo. Però gli accordi mantengono la loro validità, i diritti che ne nascono sono attuali e quindi aprono la strada, a mio avviso, ad un tavolo con il quale dare esecuzione. E infatti il Comune partirà proprio da qui, Regione in primis. Le ultime comunicazioni, quelle post campagna elettorale di agosto della segreteria del Presidente Zaia, dicevano che comunque questi accordi esistono, che sono cambiati i tempi, che le risorse non erano propriamente tutte quelle di quando sono stati firmati gli accordi, ma che gli accordi c'erano e che forse si doveva ragionare in qualche modo di quali opere. Io aggiungo, dobbiamo però sbrigarci perché qui sono tutti i cittadini e le cittadine di Milano, a prescindere dalle appartenenze politiche, e sono gli interessi di questo territorio. Nell'atto integrativo sono 21 le opere solo per quanto riguarda Milano. I 19 milioni, le opere puntuali più queste opere che non sono state realizzate come dovevano essere realizzate, hanno portato a un complesso di oltre 43 milioni di euro di lavori quindi non realizzati o somme non riconosciute al Comune di Milano. Tra queste la famosa Via Porara, che necessita di interventi urgenti. Per questo il Comune potrebbe vedersi costretto ad azioni estreme. Valuteremo attentamente se c'è la possibilità di adottare un provvedimento, un'ordinanza sindacale che vieti per esempio il transito dei mezzi pesanti, visto che le condizioni strutturali, così come ci sono state descritte dai nostri funzionari, non sono più adeguate al transito, a sostenere un transito di un certo tipo.